Come nel resto d'Italia, anche in Veneto la campagna anti-Covid cambia modalità per fronteggiare i problemi di questa fase della pandemia. Per intercettare le varianti, a partire da quella inglese, presenti oramai in tutta la regione, saranno utilizzati test di laboratorio più rapidi rispetto a quelli molecolari. L'indagine epidemiologica sarà ampliata anche a contatti occasionali e il tempo di quarantena salirà da 10 a 14 giorni. Lo stop ad AstraZeneca poi ha ridimensionato la campagna vaccinale, che al momento si concentrerà su due livelli. Si lavora sia sull'età, quindi la fascia di età, come diceva prima l'assessore, viene a rappresentare quella che viene definita una condizione di rischio, e poi sulle condizioni invece di soggetti che indipendentemente dall'età sono definiti superfragili e quindi vengono vaccinati. Per ogni categoria di soggetti vulnerabili c'è un ordine di priorità in base al livello di fragilità. Le vaccinazioni dei servizi essenziali rimangono solo per le categorie per le quali erano già state avviate, come il personale scolastico e le forze dell'ordine. Sono inoltre in corso, con numeri e modalità differenti a seconda delle aziende sanitarie, le convocazioni degli ultra ottantenni per SMS, chiamata telefonica o lettera. La vaccinazione delle prime tre classi si avvia alla conclusione. Per quanto riguarda la prima dose, l'84,2% dei nati del 41, l'82,4% dei nati del 40, il 72,9% dei nati del 39. Mancano i dati di ieri, perché quelli di ieri sera li dobbiamo aggiungere, quindi diciamo che più dell'80% di queste tre coorti a cui sono state mandate le lettere hanno già fatto la prima dose e molti di loro, a secondo del calendario, anche la seconda.